Carruggio per carruggio, rosticceria per rosticceria, gabina per gabina, pansotto per pansotto, trofia dopo trofia, al grido incisivo di Milano succa. È una detto anche lei. Qual è il problema? Il problema sono due. Primo, i milanesi sono portatori di abitudini malsane, come fare festa o gioire, cose lontane dalla nostra cultura, che è fatta di lamentele e mugugno. Se la Liguria ha la forma di un sorriso rovesciato, ci sarà un motivo. Motivo numero B. Allora, i milanesi pipano la cocaina, questo lo si sa da quando sono piccini, da quando hanno 2 anni, 3 anni, no? Ma non è quello, perché lì a loro non ci fa male, un po' come i veneti che bevono la grappa e non ci fa male, o i francesi che non hanno il bidet e non ci prude, no? Però il problema è che questi qui a un certo punto dell'anno gli gira e decidono di venire a romperci le balle da noi, no? Prendono la A7, la Serravalle, scendono sfidando le curve che abbiamo messo lì apposta per foraggiare. Arrivano giù, entrano in acqua, non fanno solamente i bagnati, fanno la pipì in acqua, che non è educazione. Io non è che vado in casa loro a pisciarci nel tinello, no? Allora, questa cocaina che loro hanno nel corpo, entrando in acqua e facendo queste minzioni, si sversa nelle nostre acque. Cosa succede? Che viene introiettata nei nostri pesci. Adesso noi abbiamo questo grosso problema dei branzini in Cina che vanno a scipare le bughe. Avete visto gli squali come sono pipati qua, no? Cosa bisogna fare? Quello che bisogna fare sono due. Primo, è importante, vabbè, continuare a renderci la vita difficile attraverso i metodi di guerriglia urbana, no? Sputarci nei ravioli, affittarci le stanze a prezzo doppio, bucarci gli ombrelloni in modo che rimangano abbronzati a macchie, inasprirci la puzza di piedi nelle cabine dei stabilimenti balneari. Queste sono le cose normali, no? Però io mi rivolgo a tutti coloro, i nostri concittadini qua presenti, sono tantissimi, che hanno un giardinetto dopo una vita, no, di risparmi, si sono fatti il bel giardinetto con il forno e il cacciabombardiere posteggiato. Allora, tutti quelli che hanno il cacciabombardiere, coalizziamoci. Andiamo a bombardare gli avamposti milanesi in Liguria, ovvero sia Santa Margherita Ligure e Rapallo, radiamoli al suolo. Qualcuno può dire sì, anche a Varrase ci sono i milanesi, ma lì sono tutti vecchi, basta aspettare. Quindi, l'ultima cosa che dobbiamo fare, a parte la cosa del muro da Isola del Cantone, ma lì siamo in trattativa con Donald Trump perché ha detto che se ci avanza dell'osetto del muro del Messico ci manda qualche quadoregno a portarci. Ma io ho detto guarda che quadoregni nella Pianatariana ci abbiamo già pieno. Non è quello il problema. Allora è una questione di opera infrastrutturale. Noi dobbiamo prendere la A7 che scende da Milano e all'altezza di Montoggio la rabbocchiamo alla Gravellona Toccia che risale, così questi qui vengono e si disperdono nell'ambiente. Poi fra 1000 anni, 2000 anni bisognerà ripulire perché i milanesi sono merde ma non sono biodegradabili. Comunque, come diceva il grande poeta, come ogni politico, anch'io faccio la mia citazione colta, è Eugenio Montale, il sommo poeta ligure, che diceva che tu sia un camallo, un operaio o un duca, ora è sempre Milano suca. Basta la Liguria!